Torniamo in diretta dal Trastevere Stadium, concentrandoci su quello che è il girone G. Andiamo a dare un'occhiata dunque alla classifica del raggruppamento, partendo dal Cassino che comanda con 37 punti, alle sue spalle Gelbison con 35, Paganese e Flegrea Puteolana con 33, Guidonia Montecelio a 30. Sì, Guidonia che per tante giornate ha comandato la classifica del girone G, poi appunto un novembre, inizio dicembre con qualche risultato negativo, adesso al quinto posto, 7 punti il ritardo dal Cassino. Dall'altra parte un Trastevere che, come detto in apertura, è una squadra giovanissima, però c'è quel giocatore esperto per reparto che può aiutare i compagni. Parlo di Giordani. Cristini, qui rimpallo sullo Russo, poi Crescenzo sulla palla vagante, D'Alessandris col tacco per far correre D'incoronato. Circondato da maglie rosse il 2007, però passa D'incoronato in area di rigore, D'incoronato e Mastrangelo. Icardi ancora sulla tre quarti, riesce a servire Giacomo Rossi che rientra sul mancino, calcia forte, parata di Zandri e poi Piroli con l'inserimento pericoloso qualche istante fa, il gol dell'1-0 di Danilo Piroli. La sblocca il Guidonia Montecelio con il gol del suo capitano. Avevamo detto adesso che è un giocatore che si coordina molto bene e l'ha dimostrato, tra l'altro di sinistro, però sulla fascia destra comunque il Guidonia stava facendo molto di più, stava attaccando sempre da questa parte, con il fatto che l'inserimento di Icardi tra le linee arrivavano sempre bene qui a destra, e è chiaro che da un cross, da un tiro è arrivato il gol del Guidonia, che comunque a livello di predominio stava facendo sicuramente qualcosa in più. In appoggio può proporre il cross con il mancino, pallone dentro per Calì, non riesce ad arrivare, leggera spinta ai danni di Mattia, giudicata regolare. Rossi a riproporre dal fondo, Zandri in equilibrio precario, bravissimo a bloccare questo pallone. Parte Spinosa con il destro a uscire, pallone nel cuore dell'area, a terra Sfanò, tutto regolare però per l'arbitro. Icardi a riproporre, gran dribbling nello stretto, Icardi dal lato corto dell'area, cross sul secondo palo, Fragnelli mette fuori, poi Piroli! Ci ha riprovato il capitano del Guidonia. Eccola qui la qualità nello stretto di D'incoronato che arriva in area, allarga lo Russo dentro, Cristini anticipa anche Mastrangelo e poi Crescenzo si inventa il gol dell'1-1, il numero 8 del Trastevere, collo al volo, scavalcato Mastrangelo, è 1-1. Gran gol di Crescenzo, l'abbiamo detto poi all'inizio partita, che è un giocatore che sa far tutto, e un centrocampista però arriva quasi sempre in doppia cifra. C'è un giocatore veramente molto bravo, molto intelligente. Sì, ne manca uno per la quarta stagione consecutiva in doppia cifra in Serie D per Daniele Crescenzo, nono gol in campionato, secondo miglior marcatore degli Amaranto appunto dopo lo Russo. Capisce tutto D'Alessandris che riconquista Crescenzo. D'incoronato, attenzione che ha spazio il Trastevere, D'incoronato, tre quarti, pallone per D'Alessandris in area, D'Alessandris! Sì, doti balistiche eccezionali davvero da parte del numero 8 del Trastevere, qui D'Alessandris dentro per lo Russo, Mastrangelo se la trova lì, parata decisiva. Deve ancora trovare la giusta posizione evidentemente il 75, qui attenzione allo Russo che risponde alla grande Mastrangelo, deviando il calcio d'angolo, altra chance per il Trastevere, ancora pericoloso lo Russo. Non mette giù questo pallone Guidonia, Ferraro ruba il tempo a Spinosa che prova a trattenere, Ferraro dentro da D'Alessandris, ce l'ha sul mancino, D'Alessandris cross dentro, deviazione, verrebbe un fallo di mano l'attaccante del Trastevere, tutto regolare secondo l'arbitro, semplice, calcio d'angolo per gli Amaranto. Abbiamo detto che il Trastevere quando va in contropiede può fare veramente male, perché adesso il Guidonia si è aperto gli spazi e non riesce più a coprire, non ha più quella capacità di tornare tutti insieme, per cui possono far male. Adesso c'è stato il cross, però se c'è a mano però mi sembrava attaccata al corpo. No, abbiamo rivisto sì. La respinta di Cristini, ultimi 5,5 più eventuale recupero, sempre 1-1 il punteggio. Cristini a verticalizzare, Tuncarà con la sponda, Rossi in area, Rossi! Incrocia sul fondo, occasionissima per il Guidonia. Prova a tuffarsi all'interno della propria area di rigore per guadagnare un calcio di punizione, poi ci ripensa Crescenzo, zona cross, lo mette D'Alessandris sulla traversa e poi Cristini libera l'area di rigore, chance clamorosa per il Trastevere, vicinissimo al gol del 2-1. Sì, 10ª partita consecutiva in cui subisce gol la squadra di David D'Antoni, termina dunque 1-1.